torniamo Perché qua. avevamo l'ospite è il cantante per Sanfrego ed è oggi Ze Pajaro da Venezia. Ecco qua, Pajaro, il singolo. nostro Pajaro. Ciao Pajaro. Ti esattamente da dove sito Pajaro? Da Salsan. Da Salsan. Salsan. Conosci Denis? Ne conosco tanti, l'ho sentito del Moroso. Che l'ho sentito del Moroso, sì. Ma è una tragedia sta cosa. Cioè, perché? C'ho una bella... Una bella cosa sì. sottoso, cosa che sia successo. Come spieghi questo fatto qua, sto Denis da Salsan? Ma non si sa, non si sa. Senti qua una roba, Pajaro, abbiamo fatto tantissimi gruppi, sti giorni e te sei l'unico singolo in gara a Sanfrego. Cosa ti ha portato a partecipare a Sanfrego? Perché? Chi te ha portato? Come ti ha stato? Perché? Didi, perché? Tu puoi stare a casa tua. Non ti puoi parla, non ti preoccupare. Uno se va a dire qualcosa, se parla liberamente. Dici pure. Voglio Va bene così, va bene, l'importante è il dialogo, Scusa, parlare, che sente i cantanti che da parlare. Lei è un pochettino emozionale. Con mal de governo. E garas de gan, Perché ha fatto delle selezioni durissime per partecipare a Sanfrego. Madonna. Quante persone gli era in selezione? Ho contato le gambe ed era 10 mie. Quindi 10 in testa sarà stai 5 mie. Come minimo. Molto bene, cosa sai che te me canti qua a Sanfrego? Aspetta. Ciao Berep. Ciao Bea Rap, quindi, che stai già inciso o no? Sei inedita? Sì, sai che non si può incidere? No, sono io inciso. Ah, ti devo pensare, appunto, che non fermo dopo il regolamento, robe. Molto bene. Allora, noi ti invitiamo il nostro caro Pajaro, amici Covone, a cantarne a farmi godere con Ciao Bea Rap. Allora! Chi va, chi fa, chi sa, chi va, e anche chi resta sempre qua. Chi giorno, chi su, chi va da pistù, e che tocca bere un'ombra di più. No, dammi un'ombra se dammene do. Non so se mangiare un tramesin o ciavame un'altra ombra di vin, perché ho visto che se bevo già mattina presto e non mangio neanche un panin. Mi trovo a sera che go bevetto e non voglio capire che sto qui, ma se è possibile che se mangio poi non staria e sempre bevo un litro di quel buon. Tutta fame me va via, come casa butto via che il minestrone e me muoiono. Te va, te bu, te bot, sento quante paghe che mi dà. De qua, de là, de su, de sotto, poi lendo sempre tutto per qua. Sai sta meglio che non mi fosse mai sposato, ma non rende che conto a nessuno. Invece con sta bestia qua, c'è poi paga cominciando da luni. Mangio tutti i botti GTT, spendo tutto in ombre bire, ma cosa te ne frega botti? Ma mi ricordo anche metri, skate, diceva suo fratello di Cecchìn. Come Timo, Zoe Piastrae, pochi metri ma bevemmo da Dovin. Fonghi, sono stufo di ascoltare il Sac Machine. Mi mese passa fame, ho appena buttato via 4 mesi. Metri, skate, diceva suo fratello di Cecchìn. Come Timo, Zoe Piastrae, pochi metri ma bevevo quanto win. Qui che ho detto, feel better now, the air is good, the moon is full, make me feel another man. It's a very good fun, it's a very fun cool. E anche l'italiano parlo mai, a parlarlo mi patisco come che capisce mangiare, mi trovo solo a parlare il mediaeto, quello che parliamo salsan, la parliamo tutti certo, anche se sentiremo qualche can. Pajaro!
basta voi vedere, me sei venuto i pennotti, come ogni sera per la par condicio, adesso è venuto anche stasera i pennotti. Ascoltami, noi ti ringraziamo che stai qua a San Frego e siamo stati estratti, ti sei estratto per ultimo, quindi ti hai fatto l'ultima puntata e ti auguriamo tanta fortuna. Adesso domani ci collegheremo con la nostra giuria. Ti piace giuria? Posso fare un gesto? Ti piace giuria? Mi pare di aver intuito che piace la giuria. Non so se normalmente gli era così oppure se... vabbè, benissimo. Salutiamo il nostro Paiaro con Ciao Bea Rap e lo invitiamo a tornare presto con noi altri. Ciao! Ciao Bea! Ciao Paiaro!